Ciao Nico, mi sentite? Ciao Mimo, questa è la schermata di intro. Intanto sto fumando. E intanto vedete le luci di Natale. Non ci sono pecore, non c'è timer, questa è la schermata di intro, lascia così. Intanto fumo. Ciao, ma mi sentite bene? Si sente bene, perfetto. Tanto che fumo uso il gimbal per farvi vedere tutte le varie luci. Ciao Alain, ciao Simo, ciao Mimo, ciao Wolf. Questa facciamo che è la schermata di intro. Anche se sono qui comunque a parlare. Però sti cazzi, poi dopo vado in stanza dove c'è il tutto. Meglio di quel microfono di merda che a casa. Sparati, Mimo. Fai una cosa. Vedi un po' come risulta se ti spari. Una bella serata natalizia, ovviamente. Ci mancherebbe altro. E intanto, mentre si aspetta, questa schermata di intro molto particolare. Non c'è la chat a schermo, vedo. Non so come farlo. Ma va bene così, io vedo la chat. Sto usando Moblin. Sto effettivamente usando Moblin. Ciao, Biagiost. Questa è la mia prima volta in Sardegna. Diciamolo, con tranquillità. Bene, adesso rientro. Oddio, non riesco a girare. Ok, ce l'ho fatta. C'è pure la musica, ovviamente, ci mancherebbe altro. Ecco qua, questa è la schermata di intro. Cheers. Lag? Sta lagando? Non c'è nessuna parte del genere, Wolf. Mi dispiace. Lag. Purtroppo non è... Sono pure col wifi, appunto, per evitare... Aspetta. Eccoci. Oddio, ora vedo la schermata a schermo. La chat a schermo, ma la vedete anche voi? O soltanto io? Siamo on, ci siamo. Caffettin, mi ricarica l'energia. Io ho passato una raga davanti alla Camosba, non c'è nessun raga del genere tempo, mi dispiace. Quell'edificio lascia perdere, questa è una stanza dove io non c'entravo da tanto tempo. VRL sbagliato, oddio non vedo neanche il nome. Ah, Wolf, minchia, la chat è veramente difficile da leggere, per fortuna che... Oddio, cade tutto. Aspetta. Ok, ora vedo, oddio non è che sia meglio, forse è peggio. Oggi si mi spesso il nome Olivas. Potrei essere io. Potrei effettivamente essere io. Attenzione, fai essere via. Eccoci qua. Buona. 30 secondi di delay. Perfetto, meglio di lei che di loro. Come dico sempre. Come dice Alessio di dosare meno 6 secondi. Leggero 6 secondi. Come la tolgo la chat a schermo che mi sta facendo venire un tumore? Così, semplice, così. Vuoi il numero dell'otto? No, va benissimo così. Aspetta, vediamo se riesco a fare una cosa. No, non così. Non così, neanche così. Oddio, sono tagliato. Ok, ce l'ho fatta. Si sente la musica? O è troppo alta?
Ponti, si sente la musica è troppo alta, perché non lo so, non riesco a vederlo. 15 secondi di delay. Dai Roma, dai. C'è pure il cappellino pronto natalizio proprio, perfetto. Questa chat qua è inutile a dire poco, forse da Twitch direttamente vedo meglio, un secondo perché ho l'iPad qua. Cammino tra le rose sbarranti di ultimi, sto nel durco lottante, ci sta, ci sta, ci sta. Ma sono in wifi? O no? No, ok, sono in connessione mia, perfetto. Si sente bene, dimmi. Dimmi ad oggi questo messaggio adesso, però ero distratto, non lo so. No! Fatto cacca. Aspetta, fatto cazzata. Zitto, non parlare tu, tronzo. Oddio, mi rivedo, no, cringe. Ok, perfetto. Aspetta, faccio ripartire la musica. Secondo, piccoli momenti. Ci sto provando il mio massimo. Che non è un utente della chat. Ok. È un pisello con la croce e cristiano? No, non sono cristiano. Questa è la mia stanza, oltretutto. La stanza dove sono cresciuto, la stanza dove ho fatto cose, la stanza del tutto. Ora sono 26 secondi, mi sembra veramente tanto 26 secondi, anche perché sto streamando a sempre. Non capito se lagga a me o a te. No, probabilmente a me. Potrei aumentare la qualità dello streaming. Ci proviamo? Butto a 7 mega? Vediamo un po'. Schifo. A me dice 2 secondi, provate a refreshare. Oppure provate a farvi i cazzi vostri. Buon Natale. Aspetta, forse è meglio con questa luce accesa. Non so se sia meglio così. L'hai letto subito, quindi sei avvisato, perfetto. Però non c'era ritardo, hai letto subito. Niente di è che qua con la... Sapete che c'è pure... no? Qua c'è un pochino di... Diciamolo. Un pochino di ritardo c'è in Sardegna, lo fa. E Shimoda non c'è. Purtroppo è morta. 39 minuti di ritardo mi sembra veramente una cazzata questa, te lo devo dire con tutta sincerità. Però facciamo che ci credo. Aspetta, ok. È veramente difficile, non ho mai fatto una live IRL. Questa è la mia prima live in Sardegna. No, questa è la prima live effettivamente in Sardegna, in RL. Niente, è strano. Dove sta il corpo di capra sacrificata nel nome di Uzul? Avevi detto che c'era... Non c'è nessuna capra del genere. L'ora dello sbusto. Ma ne parliamo con calma. Adesso facciamo tutto. Regione Prerogative per ritardo di 69 minuti. Ecco, esatto. Meno male che non inizio il corpo. Ma esci in giro per Cagliari? Non oggi. La prossima volta la faccio dalla spiaggia e poi forse se ce la faccio direttamente in macchina andiamo a Cagliari. Facciamo una domanda tra chat. Tolpsa. Cosa avete ricevuto da Babbo Natale? In un telefono Honor X8B. Va bene. Ci sta. No, io... La cosa più bella che ho ricevuto è questo smalto. Aspetta. No, è qua la fa. Guarda che bello, uno smaltino che comunque insegna qualcosa. Hai lo scaccia incubi, cioè, a parte che c'è questo qua enorme, ma in realtà questo qui, in realtà è proprio dovuto a uno là. Aspetta, non si vede neanche perché è chiuso il cristonzio. Ma facciamo un room tour già che ci siamo, no? Ecco qua, room tour. Questa è una porta. Abbiamo aperto porta. Bene. Il resto della stanza, questa è come risulta la stanza. Aspetta. Leggermente incasinata. Però questa è la mia stanza. Qua ci sono tutte le cose della mia laurea, di quando studiavo. Non è neanche il wifi, immagina. Questo qui è la connessione fissa perché col wifi sarebbe anche peggio. Ho 7. Lagga male. Se mi connetto dalla connessione wifi credo sia anche ancora peggio. Vediamo. Si è teletrasportato. Ci risiamo di nuovo? Non so se sia meglio fare dalla connessione cioè da Twitch mobile o da questo qua. Provo ad abbassare la qualità.
Questa è la qualità che possiamo avere. Non toccarmi, scusami, non lo faccio più. Aspetta che mi rimetto la chat che altrimenti non vedo. Ecco qua, ci siamo? Mi sentite? Questa è la stanza. Guarda stanza. Questo è lo scacciasogni che ha ispirato questo scacciasogni. Se guardi è lo stesso, no? Stesso identico. È incredibile. E qua c'è una delle cose che non sembra così grande, ma è veramente enorme. Quello lì è un quadro normale. Questo è una delle prime cose che ho ottenuto come regalo di Natale che volevo di Metallica. Questo è un muro. Là ci sono un'altra marea di nerdate, soprattutto di Star Wars, come appunto quelle. Grogu e altra roba di Star Wars generica che ho sempre avuto in stanza. Mi rimetto fermo. Dio, no. Ecco qua, aspetta, eccoci qua. Oltretutto mi sono preparato per lo spacchettamento, così. Oppure questo. Di nuovo grasciato. Fatemi sapere quando ci siamo di nuovo, perché a questo punto non so. Prova a far partire la live, perché io sto usando Moblin. Prova a far partire la live dal coso di Twitch. Fatti portare a 10 mega con i cammelli e base stai leggendo. Teoricamente c'ho pure un wifi, ma sono connesso in mobile adesso. Però non capisco perché stia andando così male. C'ho il 5G teoricamente. Provo a collegarmi al wifi. Ora dovrei essere connesso al wifi. Aspetta. Sono connesso al wifi. Ora sono live dall'app di Twitch. Vediamo. Ok, ora dovrei essere live. Con tipo 30 secondi di ritardo, però dovrei essere live. Vediamo ora. Ora dovremmo esserci. Ci sono tipo 10 secondi di delay, una cosa del genere. Però dovremmo esserci, perché sto anche vedendo. Adesso mi sono staccato dal wifi, sono con l'app di Twitch normale, che fa schifo, veramente imbarazzante. Però vedo che siamo live e vedo che c'è tipo 10 secondi di delay. Aspetta, provo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondi, una cosa del genere. Quindi sarà tosta. Però almeno siamo live. Almeno riesco a vedere, vi vedo.
la connessione dovrebbe essere più stabile. Adesso forse con Twitch App, Moblin forse non è l'opzione migliore in questo modo. Lei dice per capire. Sì, ma ho contato con lo snap e mi sa che sono passati una decina di secondi. Niente, dove eravamo fermati? Vi avevo fatto vedere la stanza, non mi ricordo più. Io qua metterei pausa così posso rimettere la musica. Ok. Madonna santa, che tosto che fare così. Ok, perfetto. Si è visto un room tour a 3 fps per 5 secondi tipo, perfetto. Non mostro pesce. Riproviamoci. Allora. Dicevo, questa è porta. E io apro porta. Ma poi richiudo porta. E va bene così. Pronti? Ora, questa è la stanza. E vi dicevo prima, che ho visto che un pochino si è visto ma non si deve essere capito, questo è lo scacciasogni che ho sempre avuto, solitamente sopra il mio letto, quindi sopra là, ma il letto l'abbiamo spostato 1000 volte, adesso ce n'è un altro nuovo di scacciasogni gigantesco, però questo è quello che ha ispirato questo tatuaggio appunto, perché come vedete è molto molto simile. E poi come vi stavo dicendo questo è anche, non posso leggere la chat purtroppo adesso, però questo qui è il poster dei Metallica che avevo quando avevo 19 anni, l'avevo richiesto, è veramente enorme, è abnorme. E poi vabbè il letto, foto, altra roba nerd, lì molto nerd, soprattutto la roba di Star Wars, dei film di quelli che avevano dato al cinema, e basta, questo è. Oddio, ho fatto cadere tutto, no! Fatto cadere tutto, no! Aspetta, ora riprendo tutto. Esatto, il video delle cuffie... No, è troppo giù, troppo. E vi stavo facendo vedere prima che esplodesse tutto, che non così, neanche così, che ho addirittura il mio tappetino delle magie per fare lo spacchettamento. Un'organizzazione senza egali, incredibile. Sali, eccoci qua, perfetto. Devo ricollegarmi al cazzo perché non ha tantissima batteria il telefono. È meglio di prima adesso comunque la connessione? Non so se sia effettivamente meglio o no. Forse era proprio Moblin. Almeno so per la IRL. Sarà un delirio per la IRL però perché io non posso vedere la chat così. Ah no, hide chat. Ma io non vedo la chat. Come dovrebbe funzionare? Perché l'applicazione di Twitch fa così cagare? Cioè, non posso vedere la chat io. È incredibile questa cosa. Sono obbligato a vederlo con l'iPad. Non so veramente cosa ne uscirà. Sembra meglio. Bene. Sì, ma ho cambiato sull'applicazione di Twitch. Adesso è meglio e sto leggendo dall'iPad. Perché altrimenti non riuscirei... Cercatore e via. Sì, si proverà quello effettivamente perché è l'unica cosa. Come va a casa Sassari? Ci sono tanti racconti già. Soprattutto l'esperienza di ieri di viaggio che è stato un trauma. Però lo racconterò poi una volta tornato, con le giuste qualità, i giusti piselli e quant'altro. Però... diciamo che la terra sarda regala sempre tante emozioni. Ciao purtroppo è veramente... Ma sono deficiente. Posso mettere l'iPad qua così vedo meglio, è più in alto. Ecco qua. Eccoci qua. Ora almeno devo abbassare lo sguardo per vedere, però comunque almeno vi vedo, almeno so cosa sta succedendo intorno a me. Un secondo. Ok, non sono col wifi, perfetto. E niente, voi piuttosto come va? Buon Natale, c'ho pure il cappellino di Natale, incredibile cosa, che io odio il Natale, però facciamo finta che sia una cosa bella, però visto che siamo in tema, si fa così, si fa in questo modo. FFVBH. Non so cosa vuol dire questa cosa, però facciamo finta che lo sappia, facciamo finta che ne sono a conoscenza. Io posso fare così... e vedo sia la live che la musica, così vedo anche il delay. Aspetta, questa cosa è incredibile. Ovviamente no,
Ci mancherebbe altro, signori di Twitch. Grazie mille per lo schifo che fate ogni volta. Dai, siamo tutti più siamo tutti più... No? Sì, diciamo di sì. Siamo un po' più... Sì. Buon Natale. Ciao Dani, sei già tornata? Ovviamente vedi il direi non di lui. No, perché qua siamo ovviamente tutti sessisti. Buon Natale, Line, come va? Scusate, avevo il cellulare in mano e mi è partito il pendel. Quando parte il pendel è effettivamente un casino. Quando parte il pendel è effettivamente un casino. Eccoci qua. Sono tornato. Sì, anch'io sono tornato. L'applicazione che stavo usando era una merda, purtroppo. O comunque non funzionava bene quando mi aspettassi. Adesso però dovrebbe andare meglio, no? Non mi sembra che stia... Ti mancava la Sardegna? Sì. Sì. No, assolutamente no. L'unica cosa che mi mancava era il cibo. L'unica cosa che effettivamente mi mancava un bel po' era il cibo. Però il resto zero. Molto poco. Ciao Davide, per forza! Come va Davide? Benvenuti, come va? Adesso va liscio come le tue palle. Quindi l'applicazione di Twitch ha una connessione migliore, ma fa cagare perché io non vedo la chat. Cioè io sono costretto, questa cosa è impressionante. È veramente impressionante, è una cosa... E così lo tolgo. Io vi farei vedere com'è l'overlay attualmente, perché è veramente orripilante, però non ve lo farò vedere perché non so come fare più che altro. Ci sono sapere un cazzo, non ci sorprende. Anzi. Purtroppo non... Però è un test. Questa è la mia prima volta in Sardegna facendo live, quindi bisogna testare giustamente. Abbiamo scoperto che Moblin, forse devo settarlo in qualche modo. Screenshot manda sul gruppo Telegram. Sempre. Fatto screenshot effettivamente. Posso mandare nel gruppo Telegram. Secondo. Non so perché non mi mostra il gruppo Telegram, ma mi mostra Len. Len, puoi mandarlo nel gruppo Telegram questo? Aspetta, eh. Ok, l'ha mandato. Non so se si era bloccata la live, però Len, ti ho mandato la foto, mandala nel gruppo se fa per favore, non mi faceva vedere il gruppo, non so perché. Sardegna di dove? Di Cagliari, purtroppo. Purtroppo di Cagliari. Sono cagliaritano. Adesso sono tornato in patria per le feste. Che bello. E va bene così. Questa è una cosa che mi hanno regalato per Natale, però, effettivamente. Questo bracciale, aspetta, qua. Questo bracciale qua. Destroy, molto carino in realtà, non si vede molto bene, però ci sta. Purtroppo, sì, purtroppo. Tu invece Davide di dove sei? Toscano. Buon Natale. Io non vedo neanche le moto, oltretutto in tutto ciò è una cosa incredibile. Ah, però effettivamente posso usare Frosty. Ok, con Frosty vedo effettivamente la chat. Bene anche, diciamo. Ehm... Aspetta, sto cercando di capire perché c'è un delay nella chat strano. Grande, un amico Vass finalmente. Non sto capendo cosa vuol dire. Quando che torni in casa tua, il 2 notte. Il 2 notte torna a casa. Monza e Brianza sopra Milano. Milanese DOP. Ce ne sono tanti di milanesi qua purtroppo. Dunk chat meglio se vuoi solo la chat e non il player. Ma dovrei scaricarla, poi ci sono i costi e poi guarda. È veramente tosto, un casino, preferirei di no, però dovrei farlo. Basta perché non ti sei portato il tuo appartamento in Sardegna così da mantenere la qualità? Non ho neanche le cose per poterti mandare a fanculo qua, quindi farò soltanto questo. Credo sia abbastanza... Ah, guarda. Questa credo sia una risposta abbastanza precisa su quello che volevo trasmettere, no? Sì, poi la scarico, Simo, Danciate, effettivamente ha senso, perché adesso sto guardando, questo è quello che vedo, tutto la chat è veramente piccola.
Un applauso a Twitch, non ho il sandal, ma noi facciamo comunque un applauso a mano così, che è cringissimo. Racconta un po' di pranzo di Natale. In realtà, pranzo di Natale non è successo niente, eravamo soltanto con la mia famiglia, perché parenti li abbiamo visti ieri, ho visto le zie, l'altro mio fratello, per fortuna non c'era mia nonna, per fortuna non c'era mia nonna, perché lei è la persona, una di quel tipo di persone che va avanti ad odio, no? Una di quelle persone che magari arriverà anche a 150 anni soltanto perché è alimentata dall'odio. E per fortuna non c'era, quindi in realtà è andato bene. Ho mangiato, in realtà non troppo, no oddio, in realtà ho bevuto e ho mangiato formaggio, carne di cavallo, che era l'unica cosa che mi mancava forse, e tanti formaggi, e poi anche vino, qualche liquorino, e pandoro al pesto. No, pandoro al... come si chiama? Non è pesto. Come merda si chiama? Non è pesto. Pistacchio, pistacchio. Il pandoro al pistacchio, molto 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 buono. Poteva essere meglio, non è al puzzo, assolutamente no. Però il pistacchio era molto buono. Però era di quelli chimichini, no, che viene dai supermercati e quindi non è ottimale, però meglio di niente. Tu non ho ancora paura dei tedeschi e di conseguenza Lili del posto dove vivi? No, no, no. Però riguardo Lili, mio padre mi ha di nuovo chiesto se Lili parla italiano. Impossibile capire. Però va bene, ormai siamo abituati anche a queste cose. Siamo abituati un po' a tutto ciò. Sì, Nico, è così, è così, è così. È impossibile comprendere un concetto. Pesto e pistacchio, ma sempre con la P, è sempre verde comunque, quindi un pochino rischi di confonderti, secondo me. Tuo fratello che racconta? Questo è il sunto dell'interazione. Lievito che però è l'italiano. Ma infatti lo sta anche imparando. Il problema è che Duolingo l'ha insegnato stufato. Stufato. Assurdo. Metallica, sì, quello è il poster dei Metallica che ho. Specchiato, però ce l'ho. In realtà è specchiato IRL, non è specchiato qua. Io ho un panettone crema strabuoni fatti da un amico di mia mamma, pasticchi. Ecco, vedi, i panettoni, quelli lì fatti in casa, quelli lì con le creme tutte buone, proprio quelli lì POG, quelli sono veramente buoni. Quelli del supermercato sono un pochino... però meglio di niente, comunque pistacchio, quindi... Stufati i cazzi tua. Mi manca la soundboard per mettere le risate, perché qua sarebbe da ridere all'infinito. Buon Natale, Pietro, buon Natale, buon Natale. Tranne bene, certo. Ho segnato per la prima volta il panettone con crema e tiramisù, che è strano. Assaggiato, non ho segnato. Crema e tiramisù! Non l'ho mai assaggiato effettivamente quello. Ah, oltretutto qua c'è una chitarra, una delle mie chitarre, che non ho a Berlino, però... Anche perché è scordata, quindi è una merda. Oddio, ho rotto tutto, rompo ogni singola cosa. No, che... Risotto. Accorda bene le corde del tuo... Non accorderò. Non c'è chitarrino. Sono arpeggio di Nothing Else Matters. Prima devo vedere se è accordata, più che altro. L'arpeggio più semplice della storia, tipo. E basta, e va bene così. Anche perché con gli anelli è veramente scomodo, ma va bene così. Ma non dai fastidio ai parenti? E a me che cazzo me ne frega, scusami. Ma poi parenti, sono i miei genitori giù.
Sono un po' di Andrea gentilmente. Dovrei avere il plettro, ma non ce l'ho. Non lo voglio usare le unghie perché ho appena fatto lo smalto e le rovino poi. Ma bravo la spoiler. Non ha veramente senso questa cosa. Proprio zero logica. Che manualità in quelle mani. Visto? Una manualità incredibile. Manuale dove suoni? No. Guarda, in realtà ci stavo pensando di integrare le live con la chitarra, però a Berlino. Però dovrei connetterla al computer, ma lo farò. Voglio fare sia chitarra che piano ogni tanto, perché ho anche una tastiera elettrica. Si potrebbe fare qualcosa di carino, magari. Sempre a fare la croce rossina con tutti, Dania. Sì. Ah, giusto che voi terroni prendete case con più appartamenti. Dania, sei milionaria. C'hai piscine. È una casa normalissima, più piani, Ammazzati. Riesco pure a stoppare la musica anche in IRL. Incredibile qualità, incredibile qualità. Va su della V finale. V. Sempre V. Vas per il content, apri 2 cassetti dietro e mettiti in piedi all'interno. Si spacca. Questo è un armadio che ha 1000 anni, dove oltretutto c'è tutta roba che non è mia. Mio padre si è preso controllo di questa stanza e quindi tutte le cose all'interno di quegli armadi non è roba mia. È assurdo. No, brutta baldraca Dania non si dice. Poi è minorenne, è un casino. Se volete c'è un po' di disinfettante dai tempi del Covid qua però. Più me. Contro te, oltretutto. Ah no, medical. Medical, allora no, mi sono confuso. Chiedo scudo. Chiedo veramente scuso. Va a seconda del Goloce su Telegram. Del Goloce? No, però ho detto che li sto segnando sulla cosa di note ok. Le racconterò poi di ritorno, perché si accumuleranno, quindi sono sicuro che ce ne saranno altri belli carichi da raccontare. Non indosserò vestiti di mio padre, anche perché non mi starebbero, mio padre è alto 1,60 m, tipo. Credo, una cosa del genere. Pubblicità. Punto esclamativo Prime. È Natale, siamo tutti più buoni. Regala 26 sub e mezzo. Vas fai. Cosa cazzo sta succedendo? Cos'era questa cosa? Scusatemi. A parte che c'è un plettro qua davanti, l'ho appena visto, ma vabbè. Com'è possibile? Fai il like solo con una mano? Forse c'è il tatuaggio, non lo riconosce. Ah, è per l'iPhone. Quindi quali erano? Questo cosa fa? Quello? Qual era quello di prima? Il cuore con la mano? Cringe. Cringissimo. Ciao Carpetta, come va? Ma quali sono? Ah, c'è il cuore, il pollice 1 e basta? Quello doppio faceva i fuochi d'artificio, tipo? Ah no, il simbolo questo qua. No, qual era? Non mi ricordo più. Fai le corna. Non credo faccia niente con le corna. Perché dovevo fare qualcosa con le corna? Non fa niente. Qual era? Non mi ricordo più. Ho già dimenticato tutto. Non so più farlo. Fai la verticale, ma non attiva niente con la verticale. Poi con un braccio steso a 45 gradi. Non fa niente neanche così, vedi? È assurdo. Non c'è. Ma che comando è? Vabbè, lasciamo perdere. Vogliamo fare questo spacchetto? Facciamo un spacchetto bene. Ma quando fai il pollice esce la bolla a destra, sembri uno che vuole vendere il suo costo da 295 euro. Punto esclamativo Prime. Ecco qua. Sbusto momento. Che tecnologia vi porto. Incredibile tecnologia.
Allora, iniziamo, basta aspetta, Pausers? Con un trucco di magia. Non ho mazzi di carte. Fai comprare il box dal nulla. Come dovrei fare? Non so come fare. Dai, che tu sei diventato... Sì, ma non posso. Vabbè, lasciamo... No, quello è su. Vabbè. Facciamola così. Secondo me anche qui ci sta. Aspetta. No, non ha funzionato comunque, va bene lo stesso. Allora... Così dovrebbe andare bene. Non ha senso questa cosa a tempo. Allora, parliamo delle cose in ordine. Quello che ha attirato più controversie alla fine, il binder. Il binder di Apple Anthology. No, Disney Anthology. Qua c'è addirittura una official... Vediamo cosa c'è, vediamo. Apriamolo. Perché ha fatto un botto di scalpore questo binder, perché a quanto pare non è piaciuto per niente. Allora, vediamo qua cos'è questo prima di tutto. Ah, ok, è una lista delle carte e tutte le cose, ma non lo guarderemo perché non voglio spoiler delle carte. Guardiamo piuttosto il binder, che allora all'aspetto così è anche carino, perché alla fine è nero, opacino, stava per dire Cina 3, esatto, però poi una volta che lo apri, da quello che ho capito il problema è dentro. Ovvero che le carte sono front and back, ma il foglio non è trasparente. Quindi se io metto una carta non posso vedere il dietro perché non è trasparente. Quindi la carta all'effettivo è sprecata la metà, che ci hanno lavorato comunque un botto dietro e non hanno fatto questa cosa. Complimenti Panini! Un applauso. A caso. E vabbè, almeno ci metterò le carte dentro, così almeno non si rovinano intanto che devo comprare le Perfect Fit perché non ce li ho, mi sono dimenticato di comprarle. Panini di merda, è vero, infatti Dario è incazzato nero. Sì, non lo tiro fuori, tempo, non lo tiro fuori. Non ti compro il vinile, no. Ma che andassero a vendere i panini. Non so fare la pistola, comunque. È una prospettiva strana, vabbè. Questo invece è il box effettivo. Potete già notare un qualcosa di molto particolare all'interno di questo box, perché questo qui io l'ho tirato fuori dal cartone. Come mi è arrivato? E avete già visto il problema. La promo è libera a caso, senza nessun tipo di copertura. Cioè la promo è qua. Non è neanche nella plastica. È buttata dentro così. A caso. Completamente rincoglioniti. Però la carta è molto bella. Il problema è che è già rovinata oltretutto. Qua al lato c'è già una sbeccatura. Però la carta è obiettivamente molto bella. Molto bella. La carta di Mickey Mouse sullo Steamboat Willie e dietro ci sono anche le varie spiegazioni della storia e tutto quanto. Molto bella questa carta come promo. Oltretutto l'ombra di Walt e Kampert, che è uno dei co-creatori di Disney. Aspettate che cerco di avere una luce un pochino più decente. No, così forse la brucio la carta completamente. E la facciamo così, sti cazzi. Grazie Pigiamino per il follow, completamente a caso. Ma io perché non vedo la chat? Vabbè, lasciamo perdere. Non era Kampert, chiedo scusa. Ciao Pigiamino, come vas? Sempre a lamentarti, ho capito. So soldi, comunque. Optai per una denuncia. Sarebbe un'ottima idea, effettivamente. Stavo per dire di no, ma in realtà va benissimo. Però io vado a metterla nel nostro pratico binder Panini, con paurissima di rovinarla. Perché c'è il dietro che non vorrei raschiare, però la metto dentro così. E via, ce l'abbiamo già. Le metterò tutte così a caso, senza pensare all'ordine, anche perché non credo ci sia un ordine per le carte. Però va bene. E questo è il box. Molto carino, molto flashy. Dietro ci sono
i prezzacci pure, oltretutto. Molto interessante. Non ho mai avuto un box del genere, non ho mai spacchettato carte di cotanta qualità, quindi è una prima volta anche per me. Prima volta in Sardegna e prima spacchettamento, assurdo. E andrei ad aprirlo con il mio pratico strumento chiamato penna. Scusate, sono dislessico. Metti in ordine crescendo divergente, le metti in ordine di palle, presumo. Ti devi salutare che essendo in Marocco la ricarica di un giga costa €1 e non voglio sprecare il Ci sta, Pigiomino. Grazie di essere passato, buon Natale e salutami in casa. Non è caduto l'albero dell'auto, anche perché non capisco cosa vuol dire. Va sempre su DS? No, va benissimo così, Wolf. Grazie per la proposta, però, la prezzel molto apprezzellata. Eccoci qua. E adesso il momento della verità. Che carta unica c'è capitata? Perché qua, da quello che ho visto, dovrebbe esserci una carta appena lo apri. Non si apre? Si apre? Oh! Spoiler, è ancora coperto. Quindi c'è ancora un momento, però togliamo tutte le varie plasticosti. Speriamo Michael Jordan. Non credo Michael Jordan faccia parte del set. Questo, di nuovo quello che avevamo prima. Dai! Minchia, sono veramente belle queste, Caduto tutto plastica. Daisy Duck! Qua? Ecco qua. Non so se stia mettendo a fuoco. Circa. Non si vede bene, Non si vede molto bene. Mi sento meglio comunque, grazie Pigiamino. Aspetta, la posso tirare fuori? O la tengo chiusa? Non so. La ragascia di Paperino, esatto. Perché c'è... Qua dentro c'è la carta effettiva. No, io voglio aprirla, che cazzo me ne frega. Io voglio vedere cosa c'è dentro. Fammi togliere sigillo panini. Cazzo ce ne frega di tenerle sigillate. Mica sono rincoglionito, come direbbe, no? Giuillo. Qua mi sarei dovuto portare una busta delle ammonnezze, effettivamente. Poi apri e c'è una donnina nuda. Non c'è una donna nuda. C'è un compenso. Oh, è molto figa. Molto figa. Veramente bella. La Medallion Card. Guarda che carina. E dietro c'è la spiegazione. Hai ricevuto la Manufactured Medallion Card made with real metal. Enjoy your memorabilia card. Ciao Pigiamino, grazie, buona serata. Molto bello. Molto carina, ma la rimettiamo subito qua dentro. Poi la pulirò perché vedo che ci sono già delle ditate per qualche motivo. Non so come sia possibile. Ma va bene così. Questa è la prima cosa che abbiamo trovato. Poi cosa c'è? Allora, qua dentro... Cosa c'è qua dentro? Ah, memorabilia card, un'altra carta esclusiva. No, aspetta, allora la teniamo qua. Qua ci sono i pacchetti. E qua c'è la checklist. Ah, ok. Cos'è questo? Aspetta, non capisco se c'è qualcosa o no. Non riesco... Forse è soltanto... No, è soltanto un contenitore di cartone. Plasma all'albero, 30. E questa è comunque molto carina. L'avevo vista la checklist, ma non la userò mai per checklistare le cose perché sarebbe da psicopatici. Però è molto carina anche questa qua. Illustrazione. Molto carina anche questa. Me la metto comunque nel binder perché non vorrei che si rovinasse, perché anche qui l'illustrazione mi piace molto particolarmente. Bel tappetino, sì grazie, per quando facevo il mago, Lione. Adesso rimetto qua dentro, un secondo. Paura di rovinare. Perfetto. Poi. Ma riesci a leggere il sopra? Si riesce a leggere il sopra? In che senso? In che senso il sopra, Len? Qua. Sai fare magia? Sì, io sono mago. Ero mago. Ma dentro c'è una carta che dice i panini del KGB. Non credo sia vera questa cosa. Credo sia proprio una menzogna bella e buona. Allora, togliamo tutto quello che c'è. Sembra davvero piccola per leggere così tanto. Sì, effettivamente è piccolina comunque, però è una carta memorabilia, ci sta, c'è come checklist. Questi sono... minchia. Sono tanto grossi comunque. Sono veramente tanto grossi. Cioè...
Sono il doppio tipo di un pacchetto normale di Pokémon, tipo. Allora, fammi capire cos'è questo. Se c'è qualcosa dentro no, è semplicemente carta come lo è anche questo. Ok, perfetto. E allora questo lo richiudiamo. Perché questo tanto ne abbiamo già un altro. Ok. Sono 6 pacchetti, a te solitamente ce ne stanno 2. Non è vero, a parte che sono 7 pacchetti. No, sono 6 pacchetti, scusami, hai ragione. Ma apriamo la carta memorabilia, che questa qui dovrebbe essere un'altra carta unica. Aspetta un secondo che c'è un messaggio fastidiosissimo che non riesco a togliere. Ecco qua. Allora, vediamo cosa mi è capitato. Perché questa dovrebbe essere un'altra carta unica. Cos'è? Bella! È quella lì con la carta, la frame card, appunto. Bella, la frame card di Pippo. Non si vedrà mai. Così si dovrebbe vedere. Circa, aspetta. Ecco. Circa. Mi fa un po' cagare che se voi guardate nel frame della frame card si vede che ci sono dei pezzettini di carta che non l'hanno tagliata bene, tipo qua e qua, di quelle cose come quando fai la modellistica, no? E c'è quei pezzi di cartone con gli oggetti li puoi togliere, e qua hanno la stessa cosa ma non l'hanno tolta bene. È un po' cringina questa cosa, molto carina però. E dietro ovviamente c'è Clear Film Frame di The Olympic Champ. Molto carina anche questa. A livello qualitativo proprio delle carte, vabbè, siamo alti, non mi sorprende per niente. Secondo che cerco di metterla dentro senza rovinare la frame card. Panini based. Sì, veramente cringe. È l'unica cosa che posso dire. Molto cringiolla come cosa, però. I tarzanelli, esatto, i tarzanellozzi. Bene, io direi di aprire. Iniziamo, a parte che anche la busta è comunque molto carina, è veramente tanto carina, in stile della scatola ovviamente, però ha 10 carte, 4 regular cards, 2 parallel rainbow hollow cards, 1 numbered, c'è una numerata per ogni pacchetto, ok, c'è o una numerata per ogni pacchetto o 3 parallel rainbow hollow card e 3 special card. Sono tante, sono veramente tante. Ho avuto qualcosa di grigio a sinistra. Non so, non ho visto niente. Serve una glow in the dark, spegni la luce? Questo forse è caduto? Ah no, è la bustina del gimbal che sto usando. Vediamo un po', non so come... Ne vorrei tenere uno mezzo intero, comunque tenuto bene. Anche se questo qua è già rotto. Vabbè, non si apriranno mai bene, ho capito. Già capito questa cosa. Sembrano stranissime. Sono strane perché sono grandi. Sono grandi. Però lo apro perché ho paura di rovinare i bordi delle carte più che altro. Presumo che si debbano aprire così, quindi col back per non vedere così. Sono veramente tanto strette, io mi sa che lo apro completamente. Ah no, così è il back, giustamente non posso vedere. Sorcerer's Apprentice! Prima carta già trovata. Molto carina. Mi gira il cazzo che non si vede bene con questa webcam. Però è molto bella questa carta. Molto bella questa. Veramente figa, veramente figa. Quella di fantasia, esattamente. Ce n'è una curva strana di carta, non so. Prima carta già trovata non ha senso come frase. Già trovata questa, intendevo, perché mi piaceva un botto questa illustrazione. Forse conviene che ve la tenga così lo vedete anche voi. Andiamo alla prossima. Stolini! The scariest story ever! Bellissima questa. Questa molto figa. Molto... Aspetta, forse... A parte che anche il back di queste sono belle. Forse conviene... È una rainbow? Io non so veramente niente della... A me piacciono soltanto le arti. Però forse mi conviene girare la webcam, abbasso tutto così giù, cerco di piegarlo meglio, tipo così, esatto.
Lo giro, il problema è che non vedo, devo togliere la musica perché poi non vedo. Secondo, proviamo questa cosa, perché mi dà fastidio che non si veda per niente bene. Vediamo, c'è molto delay, quindi devo vedere come si vede poi da me. Vediamo un attimo. No, ok, si vede decente, circa, diciamo di sì. Purtroppo non ci può essere la musica, però almeno così si vedono meglio le carte con questa fotocamera, teoricamente. Molto bella questa, molto bella. Avrò un botto di delay, quindi non so esattamente come si vedrà la carta, però la cosa che mi cringia è che qua in alto, se guardate il bordo in alto della carta, è già rovinato, cioè si vede proprio l'olografia, come se fosse rovinata la carta. Questa cosa è molto brutta, molto molto brutta. Non c'entra niente Dario, qua Panini presumo sia una cosa proprio della stampa, però vabbè. E poi c'è questa, che io non la vedo, la vedrò. Oh, Bill! Pomp and Circumstances! Bella anche questa! Molto carina. Le olografie sono veramente, c'è una lavorazione incredibile dietro, e qua si vede addirittura la pioggia che va sopra il frame, qua sopra. Non so se si vede. Che è molto particolare, molto carina, come cossa. E poi... Mario! Mickey's Grand... Oh, minchia, questa è veramente una bomba. Ma che cazzo dici? È bellissima. Tutta l'olografia intagliata nei piselli, guarda che bella. Veramente figa. Poi con tutto il bordo rosso così, minchia, sono veramente tutte belle, sarà incredibile. Qua ce n'è una speciale, vedo, perché ha una forma diversa, non so cosa sia. Ah, questa è una glow in the dark comunque. Qua una carta lenticolare, aspetta, vediamo la glow in the dark. Prima vediamo la glow in the dark. Vediamo tutto. Dov'è il coso della luce? Mannaggia Gesù Cristo. Ecco qua. Però non glowa tanto bene. Cioè effettivamente non ha preso ancora tanta luce. Aspettate, facciamo così. Gli lasciamo luce, così intanto prende la luce, e poi magari tra un pochino si vede meglio. Quindi riaccendo le luci, e come finiamo il pacchetto magari li si vede meglio. Mi sa che non è glow in... No, c'è scritto, guarda. Glow in the dark. C'è proprio scritto. Quindi lo vediamo tra un po'. Qua intanto c'è la lenticolare di DuckTales. Ho trovato due carte meravigliose. Allora, a parte che c'è qua la lenticolare di DuckTales. Bellissima questa. Non sapevo ci fossero le lenticolari, non mi ricordavo. No, beh, questa è veramente, veramente bella, eh. Questa è veramente figa. Molto, molto, molto bella. E poi qua ce n'è una che abbiamo già girato, che non so cosa sia, non ha neanche il nome, però è curva. È fatto benissimo, Len, è fatto veramente bene. Questa non so cosa sia, è un... C3A, Cell Card. Non so cosa voglia dire. È tonda, forse è una di quelle che si completa. Forse è un frame, sì, è una di quelle che si completa, ma è molto figa, guarda che bella. Molto, molto particolare, molto particolare. Poi qua abbiamo The Ugly Duckling, anche questa qui molto carina. Tutte le illustrazioni sono senza senso, bisogna dirlo. Ci va a Pluto, può essere. Le illustrazioni sono veramente fighe. E qua? Mickey Steamroller. Non conosco la metà di queste cose, però è molto carina da vedere. Aspetta che ero molto in basso, ok. È molto bella anche questa. Se le metti insieme si sborra bene. Sì, ho capito. Si va a mettere uno insieme all'altro. Vediamo dopo. Besni! No, lei ha paura di... È bella con l'olografia doratina. Mr. Duck Steps Out. E... bella anche questa. Allora, aspetta. Queste due bellissime. Aspetta perché forse con la luce così grande non mi brucia le carte. Vediamo se si vede meglio così. Un secondo che mi ci vorrà un pochino di tempo per vedere se brucia meglio senza o con. Vediamo.
c'ho un po' di delay, quindi... No, forse è meglio con la luce, è meglio con la luce aggiunta, così almeno... È che è gialla, quindi le ingiallisce molto, però sti cazzi. Molto bella. Qual è di Agnese? Questa è di Chiara Lamieri? Lamieri. O una miniera, no, una lamiera. Questa qua è di Agnese, sicuramente. No, Palmen. Qual è quella di Agnese che credo che è di Agnese? Però che questa qua è molto figa, veramente, veramente figo. Vediamo se la Glow in the Dark ha preso abbastanza luce per essere glow. Poco, veramente, veramente poco. Forse ha bisogno di luce solare, con quella lì magari esce meglio, però presumo riusciate a vedere un minimo. Se mi metto così, aspetta. Vedo in ritardo, quindi non lo so, vedete il mio orologio intanto. Vediamo se avvicinandola... Leggermente si vede qualcosa, ma veramente niente. Veramente, veramente niente. Va bene così. Un glow davvero potente. Sì, tantissimo. Però presumo sia perché non ci sia la luce del sole. E quindi non ha fatto così. Bene, fatemele mettere nel cazzo. O nel culo. Però veramente è scomodo così. Facciamo che le metto tutte insieme poi dopo per i cazzi miei. Intanto cerco di tenerle bene. Non ho nessuna... Mi fa incazzare veramente tanto che non ho le perfect fits. Però sti cazzi, lo metterò poi. Sì, si vede veramente poco, ma secondo me lasciandole fuori magari... Cioè non fuori con le intemperie, però fuori comunque con la luce secondo me si vede meglio. Dai. Vediamo un nuovo pacco. Non c'era una numerata in tutto ciò, giusto? Non lo so da dove si vede la numerata. Ora che ci penso, non sono sicuro che l'abbiamo trovata. Vediamo se c'è scritto dietro. Non avendone trovata una, non so... Vedo i numeri di dove sono. Come risultano le numerate? Presumo sia abbastanza chiaro, quindi probabilmente non ne abbiamo trovata una. Sembrano molto spesse, sì, ma sono molto più spesse, Simo, rispetto alle altre, perché c'è proprio più lavorazione, sono più rigide. Dietro hanno il numero, credo, probabilmente sì, quindi non l'abbiamo trovata una. Però abbiamo trovato una rainbow, molto bella. Vediamo, le apro tutti così i pacchetti, perché ho paura veramente di rovinare. Già si rovinano come se fosse nulla, quindi almeno lo apro completamente il pacchetto ed è un attimino meglio. Allora, Goofy Gymnastics. Molto carino anche questo. Non la mia illustrazione preferita, però comunque sempre molto carino. Questa è spettacolare. Questo l'ho visto negli spoiler. Goofy's Glider. Molto bello questo. Questo veramente senza senso. Senza senso questa qui. Questa è veramente spettacolare. Dietro ancora Sleepy Time Donald. Questa, bella! Col taglio così una sopra l'altro. Guarda che figa anche questa qua. Sono due illustrazioni insieme una sopra l'altra praticamente ed è molto molto interessante. Dietro c'è una carta strana. Una di quelle che si completa, quindi abbiamo la seconda di quelle che si completano, presumo. Credo siano 3 a questo punto e spero di non trovare doppioni. Questa qua è molto carina. Mostro! Cos'è? E poi c'è di nuovo quella di Pluto No, aspetta, c'è quella di Pluto però con l'olografia. Che mi piaceva un sacco, che culo! E questo cos'è? Non sto capendo. C7B. Si mette sopra qualcosa, Gentleman's Gentleman. Non so cosa sia. Però questa è bellissima. Con l'olografistola. E dietro c'è... Forse questa qua è la numerata. Sì. Questa è una numerata 500, ok. Questa è una numerata 500. C'è scritto dietro. E questa qui, da trovare con l'olografia quella massima, deve essere una sborrata incredibile. Già così è molto bella, molto molto bella. Questa la tengo da parte così magari non le raschiamo. Che ansia aprire così. Molto figa anche questa qua, veramente tanta roba. Tanta roba. Poi tanto ve le faccio rivedere con la fotocamera bella, quelle lì fighe. Un bel piatto di pasta, The Golden Touch. Bella anche questa qui.
2, Nico, 2 cazzi in culo. Potrebbero aiutare. Vedi un pochino come ti senti a riguardo. Bello anche questo. Inferior decoration. Mica certo che le illustrazioni sono senza un cazzo di senso. Sono senza senso. Sono bellissime. Poi con le lavorazioni dell'olografia sono veramente una bomba. E questa è quella di prima, però olografica, che non avevamo prima olografica, adesso invece ce l'abbiamo. Ottimo, 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 sono contento. Molto belle. Le olografie certo che cambiano tutto, perché ci hanno lavorato veramente tanto tanto bene su queste olografie, quindi risultano veramente fighe, veramente una bomba. Le metto qua. Dai, veramente complimenti, cioè gliel'hanno fatti tutti per un motivo, appunto i complimenti, perché c'è stato un bellissimo lavoro. Peccato per Panini che ha fatto le sue cagate, però quello ci sta sempre, sempre così con quelli che distribuiscono le cose. Purtroppo, purtroppo. Ma va bene così. Busy Bear. Carina. Niente di incredibile. Forse perché non ha neanche l'olografia. Con l'olografia sicuramente rende ancora di più. Carina, Quemp. Pluto and the Armadillo. Questo sembra davvero preso da un cartone. Questo sembra proprio preso da una scena di un cartone o di un film proprio. Molto anche questa qua. Get a Horse. Bella. Come sono intarsiate tutte le illustrazioni del Vlai. Ah, questo Pluto's Christmas Tree. Questo è proprio a tema di Natale. Perfetto. Come piace a noi. Come piace a noi. Ho un'altra lenticolare e un'altra di quelle lì frame card. Vediamo la lenticolare. Donald's Golf Game. Vediamo. E stai zitto, stronzo, non è possibile. Sono veramente... Ma poi questo qua è in stile vecchio. No, minchia, questo mi ricorda veramente tanto le carte che avevo io quando ero piccolo, le lenticolari di quando ero piccolo. Cioè, non tanto per la qualità della lenticola, quella lì ovviamente è una qualità molto più alta, però proprio questo stile di disegno mi ricorda un botto le carte che avevo da bambino. Veramente bello, veramente bello. E qua un'altra frame card, appunto, che è di quella lì che fa il frame, no? Non so esattamente come funzionano, sono curioso di vedere come funzioneranno, però questo è il frame che ci hanno dato. Non so, presumibilmente va messo sopra qualcos'altro, all'oggi. Ma questo è incredibile! Ma state scherzando? Ma che cazzo è questa? Questa è fuori di testa! Ma fuori di testa veramente! Questa è la tabella olografica è fuori... Ah, vabbè, anche queste qui che spettacolo! Anche queste qui sono veramente belle. Queste qui tutte in bianco e nero, dei primi film, raccontano veramente tanto. Voglio leggermi poi tutte le descrizioni dietro quando... Sì, vabbè. Quando ho tempo... Queste qua sono veramente, veramente belle. Che cazzo di lavoro incredibile che ha fatto. Che hanno fatto Dario e tua madre. Ma è meravigliosa. Guarda come cazzo l'hanno fatto Lolo. È senza senso. O senza senso se ti piace l'alcol. Bellissimo. Bellissimo. Quanto rosico che non ho le perfect fit ancora, madonna. Devo stare attentissimo. Non scivolate, per favore. Grazie. Artisti fuori di Cocomero o fuori di Melones, appunto. Ci mancano ancora 3 pacchetti, siamo a metà. Siamo a metà. A sto giro non abbiamo trovato la numerata, o forse sì, non me ne sono accorto. Che paura. No, no. Ah, sì! Annumerata a 100 era questa. E infatti dicevo, l'olografia era assurda. Questa era numerata a 100. Infatti l'olografia era molto bella. È quello che ho detto, questa olografia è una bomba. E infatti c'è un motivo. C'è un motivo, ovviamente. Ed è proprio il primo set di box questo. Sì, ma c'ho soltanto un box in realtà, quindi non
piangerò. Però scambierò le doppie che ho ricevuto, che non ne ho ancora trovata una, mi sa. Forse una l'ho trovata di doppia. Forse. Non ci ho fatto caso, in realtà. Che ero preso troppo bene dalle carte. È proprio bello spacchettare delle carte di una qualità così alta. Così alta. Quella di Pippo, sì, infatti sono contentissimo che sia numerata quella. Spero di non trovarla come doppione di nuovo come numerata. Bella anche questa. Che fottuto di testa. Che figata. Senza senso. Veramente, veramente bella questa. Veramente tanto figa. Chip e Chop, sì, Chip e Chop, sì. Qui qua. Donald Duck sta con Christmas. Bella anche questa qua. Mamma Rua, vabbè, sì, non c'è bisogno. Anche questa qui è meravigliosa. Ma che cazzo dici? Sembra tipo in tessuto. Guarda che strana. Sembra tipo un tessuto particolare. Canvas card. Ma è fighissima questa. Sembra proprio una tela di un canvas questa. Minchia, non sapevo avessero lavorato pure con queste lavorazioni molto particolari. The Skeleton Dance, vabbè. Spooky Scary Skeleton. Ciao, Koi, come va? Spooky Scary Skeleton. Memissima, bellissima, noi l'adoriamo. Ed è un'altra Glow in the Dark questa. Perfetta, perfetta. Beh, giustamente ha molto senso. Questo è un selfie che potrei mandare a Lily per essere hot. Non so, è una completazione, presumo questa. Cell card, infatti. Che bella questa! No, questa qua è spettacolare. Spacchettamento, sì. Questa è proprio spettacolare. È una cazzo di design fighissimo. Sì, vabbè, ma ce n'è una più forte dell'altra. Anche questa qui tutta in bianco e nero è bellissima. Quelle in bianco e nero veramente mi fanno tanto, fanno qualcosa al mio cervello, forse qualcosa di nostalgico, non lo so, però fa tanto. Bellissimo. Bella. Questa mi sa che è la Rainbow, o la numerata? No, è la Rainbow. Bellissima questa, e anche questa qua è spettacolare. Fuori di testa. Tu ce l'hai sta cosa della nostalgia? Sì, sono un po' nostalgico. Ma non dei tempi sbagliati, dei tempi giusti. Dei tempi giusti. Qua non c'era nessuna numerata, perché c'era una Rainbow in più, mi sa. Ricontrollo perché le voglio mettere separate. Canvas card, bellissima, quella lì col tessuto, non ho mai visto una carta fatta in questo modo. Chi decide quali sono i tempi giusti? La legge. Molto semplicemente la legge, ti direi. Vediamo, penultimo pacchetto. Vediamo un po'. Dai. Che carina. Questa ti arriva dopo. Ma quando ti arriva ti lascia un attimino stupito. La tengo ferma perché non c'è nessuna olografia, ma è molto bella. Veramente, veramente figa. Ah, no, ve le stavo facendo vedere a voi. Cosmica. Anche questa. Cos'è? Donald's Off Day. Minchia, fa questo in un giorno di pausa? Assurdo. Sì, molto stile DuckTales, quella di prima. Bella anche questa qua. Molto carina. E qua c'è un'altra lenticular card. Vediamo. Figa. No, le lenticolari è assurdo che le abbiano fatte. È veramente... Ma ci sono carte di ogni tipo. Veramente. Ci hanno fatto un lavoro della Madonna. È veramente... La gente che si lamenta del prezzo non ha capito un cazzo. E questa è un'altra di quelle lì che si compongono. Non so come si chiami questa carta. Ragazzi, mi sa che ho trovato... Allora, c'è qua
una frame card, come abbiamo detto prima, bella frame card, però qui c'è un'altra numerata sicuramente, perché no? Questa animazione è molto particolare. Vediamo che numerazione è? 300, numerata 300, infatti. Molto figa, molto figa. Per assurdo pensavo che questa olografia fosse più ricercata, invece 300, ne ho trovata una a 100, che è questa qui. No, questa 500, questa numerata 100. Quindi questa è questa specie di onde arcobaleno, è quella da 100. Però il fatto è che sono... Minchia, che questa qui che spettacolo. Che spettacolo anche questa. Senza senso. E poi questa, bella anche questa qui. Bellissima, la Steamboat Willie. Che spettacolo, che spettacolo. Vas puoi guardare al volo l'ultima sera di Lily? No. Come faccio? Bellissima anche questa. Veramente bella. Forse posso dal tablet? Per vedere? O Instagram? Sì. Cosa devo vedere, Daniel? Cosa devo vedere? Non capisco cosa dovrei vedere, Daniel. Se mi dai una mano... Ha ragione, ci sono arrivata dopo. Sì, ma non... Vabbè, lasciamo perdere. Bellissime. Steamboat Willie è veramente figa. Molto iconica. Molto iconica. Non mi ricordo se l'avevo già vista. A me sono storia strana e mi sono preoccupata. Fatti i cazzi tuoi. No, non c'è niente di strano, tranquilla. Ultimo post-it. Ultimo post-it. Vediamo un pochino. Pausers. Tutti impauseriti. Troveremo una numerata 1 a 1. Chi lo sa. Però c'è già una carta della Madonna. Bellissima questa qua. Veramente, veramente bella. Wide Open Spaces. Bellissima. Molto caotica questa. Mickey's Birthday, vabbè, è un compleanno, ci sta che sia molto caotica, ha senso. Ed è molto bella comunque, sempre bella, sempre comunque. Un'altra canvas card, minchia, che belle. Che belle. No, senza senso. Poi con questa sensazione al tatto, meravigliosa. Mickey's Delayed Date, molto figa anche questa. Un'altra numerata. Madonna. The Grasshoppers and the Ants. Bellissima anche questa qua, numerata a 75. Dai, Roma, dai. Bellissima anche questa. Che figata l'olografia così. Abbiamo questi, molto figo. Queste qua in bianco e nero sono veramente fighe, cazzo. Un altro birthday party comunque, tanti birthday party. Questa vale almeno 3 Belin. Non ha senso questa affermazione. Sempre. Baggage Busters. Buster, 1. Bellissima. Fighissima, cazzo. Sono veramente tutte belle. È veramente difficile trovare la preferita. Per me la mia preferita, però, una delle più preferite è questa qua di Goofy's Glider, quella che abbiamo trovato pure numerata. E poi questa qua. Per finire. Mickey's Rival. Bellissima anche questa. Molto molto belle. Molto molto belle. Veramente figa. E questa era la lenticolare. Cioè non la lenticolare, quella lì trasparente. Si è glitchata tutta la connessione? Crashata la live? Non so se sia crashata la live. Va? Ok. Pensavo si fosse crashata perché mi si era bloccato qua. Io ti vedo nudo. Non ero nudo. Comunque sì, quella lì trasparente ve l'ho fatta vedere, ma non sono sicuro che l'abbiate vista. Sì, comunque ve la faccio rivedere.
Molto figa anche questa qua, molto molto figa. Sono veramente belle, veramente belle. Comunque incredibile che questo è l'unico box con tipo solo una doppia. Mi sa che l'unica doppia è questa qua che abbiamo trovato, ma l'abbiamo trovata appunto numerata, quindi topperia. 400 a 500, bellissimo, bellissimo. Cosa fai stasera? Sesso pazzo, ma proprio fuori di testa. No, in realtà dopo cena devo andare da Brio Plum, anche perché lui ha aperto un box insieme alla sorella, Dot, quindi loro hanno delle doppie e vogliamo vedere se riusciamo a scambiare qualcosa. Sono in giro sopra un'Audi nera, ok. Ok. Non mi fotti gap. Vabbè, vediamo, fatemi vedere un attimino se magari ho delle perfect fit o qualcosa, perché mi gira veramente il cazzo. Soprattutto le numerate a tenerle così. Gira veramente los cojones. Però adesso posso rimettere la musica perché non ho bisogno di vedermi, per vedere come sono messe le carte, quindi posso rimettere la musica. Ecco qua. Mimo tutto fatto, ok, esattamente, ma non ci sorprende, va benissimo così. Quindi vedete che qua c'è un bordello di roba, quindi può essere che ci sia magari... Sì, c'ho tipo, perché qua c'è una busta con delle carte. Qui c'ho busta con tante carte che avevo, soprattutto Yu-Gi-Oh! E magari qua dentro bustoni di carte così. È veramente imbarazzante tenerle in questo modo, però è come le teniamo noi. Qua c'è una busta di carte Pokémon. Purtroppo tutte le mie prime edizioni ce li ho da qualche parte, ma non sanno i miei genitori dove le hanno messe. Ah, poi ci sono le carte lenticolari. Qua cosa c'è qua dentro? Non mi ricordo mai. Ah, avevo fatto il mazzo di Yu-Gi-Oh! Che avevo tantissimo tempo fa, messe dentro le bustine. Quante ho? Questo era un mazzo intero che usavo. C'ho anche carte di Pokémon qua, così. Posso farvi vedere qualcosa. E poi vabbè, le lenticolari di Dragon Ball. Quelle così. Stavo facendo vedere sempre la stessa, che coglione. Queste lenticolari qua. Tutte ingiallite, tutte schifo. Madonna. Che ricordi. Che ricordi. Veramente tanti tanti ricordi. Però qua avevo, appunto in queste buste di Darkrai, avevo messo delle carte. Non so com'è. Di Yu-Gi-Oh! Tenute anche abbastanza bene in realtà. Tutto al contrario. Oddio, tenuta bene un paio di palle. Questa non è mai tenuta bene. Però potrei tenerle. Quelle di Dragon Ball le ho anche io senza aver mai visto Dragon Ball. Vabbè, ci sta, un po' tutti erano così. Qua c'ho tante carte di vecchi set, tipo queste di un set del 2005. Non mi ricordo neanche che set dovrebbero essere questi. Quelli con Groudon, che schifo. Però facevano parte del tutto. Drago Bianco 7 sfere non ce l'ho, mi manca quello, te lo devo dire con tutta sincerità. Ma va bene anche così. Piuttosto io toglierei queste bustine verdi a queste carte di merda, magari le metterei almeno ad alcune carte più... Guarda che ricordi queste di Yu-Gi-Oh! Che ricordi. Depolimerizzazione, qua ci sono tanti ricordi belli, Qua ci sono tanti bei ricordi, vediamole un po'. Ho finito le bustine, sì. Qua veramente tanta roba. Scudo e spada, madonna. Che ricordi veramente forti qua. Vediamo se c'è qualcos'altro che tira fuori tanta roba bella dalle persone. Tempesta potente. Bellissima anche quella, Carta potentissima. Bello il glorioso Drago d'Oro, non me lo ricordavo così. Molto molto figa. Yu-Gi-Oh! Di tempo fa erano comunque delle carte molto cringiolle, alcune, secondo me. Però sono collegate a tanti ricordi, Quando giocavi, perché è un gioco molto semplice, alla fine quindi ci gioca chiunque.
Tanti ricordi, molti ricordi, direbbe qualcuno. Però datemi un secondo perché io almeno ste cazzo di numerate devo mettergli una bustina. Toglierò 4 carte da queste qua e prendo le bustine di Darkrai che sono alla fine le più nuove che ho e via. Tolgo queste 4. Questa canzone che dice Milta, non ho idea. Infatti la cambio. Ci staranno più che altro? Quella è la vera domanda. Al pelo. Che ansia. Che ansia. Ammetti ascolto 2. Non ce l'ho qua. Per qualche motivo non lo posso accedere da qua, mi sa. No, in realtà sì. Che paura. In realtà posso metterla da qua. Aspetta. Brava Dania. Credo di poterla mettere da qua, eh. No, in realtà no. Aspetta. Switch account. Only us. Libreria. Ascoltami 2. Eccoci qua. Fatto. Grazie Dania. Ci avevo pensato. Adesso ce l'abbiamo almeno. Allora, mettiamo anche queste qui dentro. Che ansia. Che ansia. Ah, qua le ho messe, ok. E questa qua. Perfetto. Allora, io mi sto pisciando addosso. Quindi arrivo subito. Aspetta che vi metto queste qua dentro. Non sia mai che si rovinino queste carte, eh. La musica gay finalmente. Come piace a noi, lo sai benissimo. Bene, arrivo subito. Che musica incredibile, sempre comunque. Eccoci qua. La musica, Dance, sì, io non posso ancora vedere le emote, però va bene così, va benissimo così. Queste dovrei metterle nel binder, tenerle così libere mi fa veramente male al cuore. Però che movimenti, ma io sono un danzatore di sperma e quindi lo faccio. No, vorrei metterle, più che altro non c'è, cioè non hanno fatto neanche la tasca per la carta promo. Cioè, cazzo, hanno fatto una carta promo e non hanno neanche fatto lo spazio specifico per quella carta promo. Questa cosa è assurda, è veramente assurda. Imbarazzante. Non so se poi altri album, altre aziende che fanno appunto queste case... Veramente grazie. Non so se altre case che fanno gli album così specifici per determinate cose facciano poi all'effettivo delle
dei binder specifici con tutte le cose, però è veramente imbarazzante per me, veramente imbarazzante. Cioè, tutte così, sono tendenzialmente tutte le mie magliette che ho, manga, anime, sono così, e dietro... molto figa. Dovrei metterle nel binder, però sono da mettere pure in ordine, c'è un casino nero. Un casino nero. Oddio, medaglia mentalismo 2016. Dove l'hai vista? No, quella non è del mentalismo. Quella è una medaglia, forse di quando facevo taekwondo. Il trofeo del mentalismo è lassù. Ve lo posso anche far vedere. Questo trofeo. Non lo porterò via, sarà qua, va benissimo qua. C'è bisogno di portarlo via. E il passato deve stare nel passato. Flex a tutti che sei leggermente. Lo faccio già, non è un problema. Dovrei farmelo adesso? O no? Non ho tanta sbatta di mettermi qui, anche perché devi trovare il numero, devi capire dove sono i piselli, poi tanto le sposterò di binder probabilmente, o forse no. Perché comunque dovrò toglierle tutte. Ma come cazzo le porto? Fallo post live, lo so, devo portarle da Michele stasera dopo cena, quindi mi servirebbe comunque metterle. Le numerate in realtà, casualmente io mi sono portato questi. Casualmente, in realtà casualmente un paio di palle, però ne ho soltanto 3. Ah, perché in realtà non le ho portate per queste, le ho portate per le carte del torneo che dovrò prendere a Pisa, quindi no. Niente, le dovrò mettere qua dentro prima di andare dopo cena. Che era L730, piselli. Sì. Mi hai piaciuti i capelli? No, in realtà no. Ah, nodi. E niente. Molto belle, devo essere sincero, veramente, veramente tanto belle. Non so quante me ne manchino. Presumo molto. Oddio, mi ha piaciuto veramente tanti i capelli. Ma sì, Olivas. Sono effettivamente io. Assurdo, me ne rendo orta. Me ne rendo... Orton. Cat gas, vabbè, c'è bisogno. Sì, no. Sì, no. Sono molto fighe. Molto molto fighe, non ho ancora visto questo, che probabilmente fa vedere... Sì, c'è una checklist. Poi fa vedere tutte le illustrazioni. Sketch cards non ne ho trovata manco una, che sono 4 effettivamente. No, ce n'è comunque una, anche le sign cards non ho trovato. Frame cards sì. Badge cards non le abbiamo trovate. Memorabilia card sì, alcune. Medallion cards ce l'abbiamo, quella lì classica. Canvas cards sono bellissime. Glow in the Dark, non vedo l'ora di vederle in the dark. Ok, è andato via quel sardo, ok, non sono qua. Famiglia come sta? Bene. Bene. Ah, così fanno. Ho capito adesso come funzionano le carte, quelle lì a cella. Stanno bene, piuttosto il cane. C'è un cane, uno dei 2 cani ha 16 anni ed è prossimo al ripozzo. Ma ci sta, è normale, va bene così, non ci si può fare neanche tanto. Però per il resto tutto bene. In realtà, oddio, tutto bene, un paio di palle anche, perché, per assurdo, ogni cazzo di volta che scendo in Sardegna, quando mi vedo coi parenti, sono tutti sempre ammalati, in qualche modo. L'altra volta mi sono beccato la febbre tutto il periodo che ero qua, praticamente. Questa volta sono di nuovo tutti ammalati, adesso non mi sento ammalato, quindi per fortuna almeno quello no. Però probabilmente mi prenderò un raffreddore di qualche tipo, perché ieri sono stato a contatto con loro ed erano tutti ammalati, chi con febbre addirittura, chi con raffreddore e basta. Non lo so. Noi esseri umani dobbiamo morire, non i cani. Lo so, però purtroppo moriamo anche noi, È il cambio di clima. No, ma non mi ammalo io, sono i miei parenti che si ammalano ogni volta che devo scendere io, praticamente.
Hai rivisto vecchie facce, a parte i soliti? No, ieri come sono tornato con un'ora di sonno, ho pranzato perché non mangiavo dalla colazione al McDonald's dall'aeroporto. Poi, sì, ho mangiato qua qualcosa, un panino tipo. E poi che cazzo ho fatto? Sono già dimenticato. Ah, sono andato a un centro commerciale a giocare a ping pong con Michele e un altro mio amico. E giocare, non mi riuscivo in piedi praticamente, quindi ho preso la racchetta ma facendo qualcosa stavo già cadendo praticamente. E basta, quindi siamo stati un pochino insieme, poi sono tornato a casa per la cena, abbiamo mangiato il giusto. Carne, ci sono ancora gli avanzi più che altro. Mi hanno detto cosa facciamo, i tortellini in brodo? Non so, forse facciamo questo. Siamo rimasti in piedi per il jet lag? Non per il jet lag, ma ho detto non aveva senso dormire di pomeriggio. Se dormo di pomeriggio poi non mi sveglio mai, cioè non vado mai più a dormire stanotte, quindi sono rimasto sveglio fino alle 2, tipo poi mi sono collassato. E ho dormito 9 ore e 50 e passa, quasi 10, scusami. Toccati le palle a vicenda, non ci siamo toccati le palle a vicenda. Però hanno giocato allora a ping pong, io ho guardato, ho giocato anch'io un pochino, ma non... ero troppo sbilanciato perché ero stanco, quindi facevo così, ma rischiavo di cadere ogni volta, e quindi alla fine non ha avuto tanto senso. E poi niente, tornati, mangiati, bevuto tanti liquori. I liquori sono sempre buoni. Ero in abbo, avevo un input lag assurdo. Assurdo. Va bene, tempo, non... Ah, io dovrei andare a controllare, non sono usciti di casa, l'assicuro, sono ancora là, li sento ogni tanto, quindi non è possibile. A Natale è uguale fare i tortellini in brodo, è usuale. Non mi risulta sinceramente questa cosa, proprio per niente, però... Questo è quello che faranno a quanto pare, quindi farò quello, non so a che ora. Adesso volevo farmi una sigaretta. Però non so, credo che andando fuori come prima non si vedrà un cazzo. Zero. Se non le luci di Natale. Però vediamo. Ho fumare una sigaretta dopo lo spacchettamento. Spacchettamento. Ping pong clueless, Mimmo. Non hai mai giocato a ping pong? Serio? Guardate i messaggi di Albero Pasquale. No, perché in realtà stavo provando a farlo, ma non ho più il link. Non mi ricordo con quale mail mi sono connesso. Quindi credo che lo farò o nella prossima live IRL, se riesco a ritrovare la mail a cui avevo connesso, o direttamente da Berlino, perché lì è collegato al computer direttamente. Quindi quello lì per oggi si salta. Lo so che è scritto nel titolo, ma mi sono dimenticato di cambiarlo. Sarà una live corta, molto corta oggi. Molto corta. O comunque a breve un pochino. Forse da Telegram. No, il link dell'albero ce l'ho, anche perché c'è il punto esclamativo Natale e lo puoi scrivere là. Però non ho il link di accesso a quel sito. Quindi è un casino perché non so come accedervi. Non mi ricordo quale mail avevo connesso perché ne ho 1000. Quindi devo controllare off live quale delle tante mail ho usato, cercare di connettermi. E se non ce la faccio, si fa direttamente da Berlino. Installa app. Ma poi live già finita, sono ancora in live, Dania, che domanda è? C'è un'app, sì, ma a prescindere se installo l'app non cambia niente perché comunque non so quale mail è connessa. Ma poi c'è un'app di quella cosa, ma non è tipo una di quelle cose stagionali che fanno una volta e basta? Non mi sembrava chissà... Ti ho visto con la cicca in bocca? Sì, ma andiamo insieme. Posso spostarlo il cellulare, cioè non è il computer. Il problema è che non ci sarà abbastanza luce sicuramente. Sicuramente. Però vediamo. Non mi ricordo neanche se sono connesso col wifi o no. No, sono connesso con la connessione normale. Lasciare la live, però forse spostandomi crasherà perché la connessione si sposta. No, sta girando tutto male. Oddio, in realtà si vede anche... si vede. Non bene, però si vede. Forse se metto il telefono qua, a parte che per chi non l'ha... Molto bello. Ah, io non posso vedere la chat.
Devo fare così.